Uno dei temi rilevanti sull'inserimento lavorativo delle persone con disabilità è appunto il nuovo strumento dell'articolo 14 del decreto legislativo 276 del 2003 che consente ad aziende di dimensioni medio-grandi di utilizzare questo strumento attraverso una collaborazione con una cooperativa sociale di tipo B, facendo sì di affidare una commessa di lavoro che determini l'assunzione di una o più persone con disabilità alla cooperativa e attraverso la cooperativa, ma con l'effetto, stipulando una convenzione con Veneto Lavoro, di far sì che le nuove assunzioni generate dalla commessa di lavoro affidata alla cooperativa sociale vengano imputate dal punto di vista dell'adempimento degli obblighi di cui la legge 68 del 99 in capo al datore di lavoro che ha conferito la commessa. È uno strumento utile a tutti e tre i soggetti coinvolti, per cui è utile all'azienda perché aggiunge uno strumento nuovo e innovativo per far fronte agli obblighi che la legge pone a carico dei datori di lavoro di maggiori dimensioni, è uno strumento utile alle cooperative sociali perché dà loro l'occasione di crescere nel contesto territoriale, è un'occasione importante anche per le persone con disabilità che possono contare su un inserimento fatto attraverso un contesto accogliente, fatto di persone preparate come quello del mondo delle cooperative sociali. Lo strumento dell'articolo 14 evidentemente è uno strumento che si propone di particolare utilità proprio per le aziende di maggiore dimensione, perché è più facile ricostruire una commessa che consenta di gestire attività all'esterno dell'impresa attraverso il mondo della cooperazione sociale. È un elemento, quello dell'articolo 14, che è cresciuto molto, specialmente nel contesto veronese come anche in altre città del Veneto, grazie a grandi imprese del territorio che hanno creduto e sperimentato questo strumento. In primis non posso non ricordare Calzedonia, che è stata la prima tra le grandi aziende di Verona a credere in questo strumento e che ha aperto la strada. L'invito è ovviamente a tutte le aziende del territorio veronese che siano di dimensioni intorno ai 50 dipendenti o più, di pensare a questo strumento che può essere una valida alternativa anche all'esonero.